Andrea Basso, selezionatore del Veneto che si è trovato così subito alla fine del primo tempo sotto di 2 gol, ha cercato di rientrare subito in partita con il palo iniziale, poi addirittura ha rischiato del tracollo, ma fino alla fine ci avete provato con una rimonta che non è riuscita per poco. Sì, diciamo che il risultato del primo tempo, di fine primo tempo, non rispecchiava secondo me quello che si era visto in campo. Abbiamo preso un paio di gol, il primo su una carambola, il secondo purtroppo su una palla rinviata male, ma sono cose che fanno parte del calcio. Poi abbiamo cercato una reazione, la cosa forse l'unica cosa negativa che posso dire di oggi è stata che per un certo momento, per la voglia di rimontare, abbiamo perso un po' le misure e quindi ci siamo un po' scomposti, però per il resto non posso dire niente, ragazzi. Ci sono altre 2 partite, fra l'altro le 2 avversarie che dovete affrontare oggi hanno pareggiato, quindi sono comunque vicine e a portata di mano, sicuramente da ripartire con la voglia di riscossa che avete avuto nel secondo tempo. Sì, siamo molto fiduciosi, anche perché comunque oggi incontravamo una buonissima squadra che ha espresso delle individualità, delle buone individualità, e quindi siamo fiduciosi di poterci giocare ancora la qualificazione nelle prossime 2 partite.